Suo nome e il suo cognome e anche il suo ruolo. Franco Fronteddu, agronomo, Agenzia Laure Sardegna. Molto bene, dunque qui a Siamanna si svolge questo evento dalla terra al calice, l'arte e la scienza di fare il vino. Può essere un esempio questo per le giovani generazioni, uno spunto stasera da apprendere, così per poter creare la propria economia. Lei mi raccontava poco fa, in Sardegna ci sono tante piccole cantine, ecco, che però vanno a creare un tessuto forte e solido. Sì, allora in Sardegna si è assistito nell'ultimo ventennio a un incremento notevole delle piccole cantine, anche vinificazioni a livello familiare che poi sono evolute con produzioni imbottigliate, produzioni di qualità. Questo trend si registra negli ultimi 20 anni nei quali si è assistito appunto a una crescita da circa 67 cantine presenti in Sardegna all'inizio degli anni 2000 alle attuali oltre 430 registrate all'anagrafe delle cantine della regione Sardegna. Ecco quindi che i numeri parlano e ci parlano di un tessuto che come sta, le chiedo? Allora, il settore vitivinicolo è un settore impegnativo, ma rilascia anche soddisfazione anche dal punto di vista economico se si riesce a mettere su un'impresa che dal punto di vista economico riesce a stare a galla. Però ci sono tutte le premesse per poter avviare questo percorso anche nei territori nei quali ci troviamo, bisogna sensibilizzare naturalmente i piccoli produttori.